Lo hanno fatto per cercare un po' di svago, per movimentare un sabato sera a base di alcolici. Lo sfregio al cimitero dell'Arcella è il frutto della noia. Questa è l'unica giustificazione data dal gruppo di 4 ragazzini denunciati dalla squadra mobile di Padova per vilipendio delle tombe e danneggiamento aggravato. 3 sedicenni di origine straniera e un 18enne padovano sono loro gli autori del raid vandalico al camposanto dell'Arcella la notte di sabato. La banda conosceva bene i luoghi ed era una frequentatrice abituale del parco Milkovic. Proprio sabato sera il più grande dei 4 era stato controllato mentre si aggirava nella zona della parrocchia poco lontano dal cimitero. La polizia ha poi rintracciato i 3 sedicenni che erano soliti uscire insieme. Le indagini hanno rilevato corrispondenze con impronte e tracce di sangue repertate dalla polizia scientifica sulle croci sporcate durante il raid vandalico. La serata dei ragazzi era cominciata presto, cena e bevuta insieme, poi la decisione di fare qualcosa di diverso. Sono usciti e hanno scavalcato la recinzione del parco e da qui il muro del cimitero. Hanno camminato sui tetti delle cappelle dei defunti e poi hanno infierito, infrangendo le vetrate e sradicando croci e fiori. Per il momento i 4 sono stati denunciati, ma anche le famiglie dovranno spiegare come mai a mezzanotte durante il coprifuoco i figli non erano in casa.